Sentiamo i servizi, prima di Luca Patrignani e poi di Marco Malvestio. L'appartenenza all'Unione Europea è fondamentale per tornare su un sentiero di sviluppo stabile. Saremmo stati più poveri senza l'Europa, lo diventeremmo se dovessimo farne un avversario. È un vero muro a difesa del progetto europeo quello innalzato dal governatore della Banca d'Italia. Se l'economia italiana stenta non è colpa dell'euro, ma dei nostri problemi cronici, dalla bassa produttività ai ritardi tecnologici. Un monito, quello di Visco, che arriva nel giorno in cui è attesa la risposta del governo ai rilievi di Bruxelles sui conti pubblici. L'elevato rapporto tra debito pubblico e PIL rimane un vincolo stringente. Per rallentarlo non si può ritardare nel definire una strategia rigorosa e credibile. L'Italia fa fatica a riprendersi dalla recessione, soprattutto al sud, ma, avverte Visco, non si può pensare di spingere la ripresa ricorrendo al deficit, cioè all'indebitamento. Sarebbe controproducente. Servono coperture finanziarie chiare per ogni taglio alle tasse o maggiori spese. Dunque non si può giocare sui mercati perché, spiega ancora il governatore, ogni aumento dello spread rischia di vanificare le politiche espansive azzoppando la ripresa e può pesare anche sulla salute del sistema bancario. Dunque ai politici e al governo Visco dice serve chiarezza, non certo dichiarazioni che creano sfiducia o incertezza. Come osserva un grande scrittore, nell'oscurità le parole pesano il doppio. Ha evidenziato